Noi rubiamo qualche minutino, proprio 2 minuti al volo di tempo all'assessore alla cultura Fabiano Marti, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Fabiano, ben trovato. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. E allora, questo Carnevale Tarantino finalmente ha inizio e ci sarà proprio oggi la presentazione a Palazzo di Città. Sì, oggi tra pochi minuti, tra una Sì. ventina di minuti a Palazzo di Città presentiamo il Carnevale Tarantino. Diciamo che la nostra idea è sempre quella di costruire in qualche modo dei cartelloni e dei contenitori all'interno dei quali mettere un po' in ordine gli eventi. E Certo. quest'anno devo dire che il Carnevale, al di là delle cose ormai storiche come la creazione insomma, del nostro Tate, Sì. il nostro pupazzo Utato. che ricorda Utato, che ricorda non sapevo come dirlo in italiano, stavo cercando di italianizzarlo. Utato, lasciamolo così perché non è italianizzabile, sì, è bello così. esatto. Quindi al di là di questi momenti che sono ormai la creazione d'Utato, il carnevale della Vota nei vicoli della città vecchia, e questo grazie all'associazione Proloco, ad Antonello, a Cinzia, a Nunzia, insomma ci sono tanti momenti anche che coinvolgeranno i più giovani all'interno della nostra struttura, l'Infopoint della Proloco, ma diciamo che la parte più importante, forse senza nulla togliere alla restante parte di cui ho parlato adesso, è il Carnevale dei Quartieri, sicuramente, che è una novità assoluta. Di questo ringrazio l'associazione Tutto Intorno a Noi di Michele Elmo, che con il supporto, con il piccolo supporto insomma, economico del Comune di Taranto, con il piccolo sostegno, ma soprattutto con una grande volontà di fare squadra e di lavorare per le cose belle della città, ha costruito insomma, insieme a me questo progetto. Che bello, quartieri. che bello Fabiano. Fabiano. Musica e animazione in tutti i quartieri, insomma, sia ovviamente il Borgo che via Liguria, Italia Montegranaro, ma andremo a Palo Sesto, a Talzano, ai Tamburi. Quindi Insomma, tutti i quartieri della città, bello. Fabiano, Sì. L'unica cosa che voglio chiederti, so che il programma sarà illustrato brevissimo, per cui non te lo chiedo, però c'è una data, ci sono delle date di riferimento, di inizio e insomma del periodo? Sì, il 13 già si comincia con la Proloco, con benissimo. la creazione d'Utate, e poi si comincia. Poi fammi dire due cose importanti. Prego. Si comincia il 14, quindi il giorno di San Valentino, poi si continua il 16, 17, 18, 19, 20, 21 e chiudiamo il 27 con un laboratorio ormai classico di creazione delle maschere di Picasso. Bellissimo. Le due cose che voglio sottolineare sono: la prima, che sono state coinvolte le scuole e c'è stata una risposta pazzesca delle scuole, che quindi parteciperanno a questi momenti, tant'è vero che ai Tamburi a Palo Sesto verranno di mattina proprio per coinvolgere le scuole, quindi tra le 10:30 e le 12:30, questi momenti di animazione, di festa con coriandoli, bolle di sapone, insomma artisti di strada. Saranno dei momenti di grande gioia per i bambini, ma soprattutto ci saranno le scolaresche che si vestiranno a maschera, e quindi poi ci sarà anche la premiazione delle scuole che avranno partecipato in modo più attivo a questo Carnevale Tarantino con le loro maschere. Che bello. E poi un altro momento molto importante, il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, non è stato scelto a caso, andiamo al reparto di oncologia pediatrica a portare dalle 11 alle 12 all'ospedale Santissima Annunziata un po' di gioia ai bambini meno fortunati.